A proposito di studenti che parlano in friulano, da oggi c'è la possibilità di farlo e di utilizzare anche Facebook in Marilenghe. È stata presentata l'iniziativa che ha visto protagonista l'Arlef e Insiel. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ci siamo messi a disposizione perché riteniamo che promuovere e difendere la nostra lingua sia un problema di identità diciamo anche quasi nazionale, nel senso che oggi una lingua rimane viva se viene utilizzata e gli strumenti attraverso cui si ha la comunicazione sono gli strumenti che viaggiano sul web. Facebook è fra i social quello più diffuso, quindi vogliamo far sì che non diventi soltanto parlare il friulano un problema di nicchia o un problema di cui occuparsi soltanto quando si è in famiglia. Il friulano è ancora, vogliamo che sia ancora una lingua viva per promuovere le tradizioni di questo territorio e quindi sbarcare sul web era fondamentale. Insiel tra l'altro è una società profondamente regionale perché ha sedi in tutta la regione e quindi ha anche dei dipendenti che, essendo di lingua friulana, hanno vissuto questa esperienza con particolare enfasi, con particolare entusiasmo. Ci sono anche altre iniziative in corso, ricordo per esempio che stiamo lavorando a un traduttore che consenta automaticamente di riportare da e verso il friulano tutti gli atti che vengono fatti dalla giunta regionale e dal consiglio regionale, quindi un obiettivo molto interessante e molto ambizioso. In più abbiamo anche in cantiere altre iniziative simili a quella che presentiamo oggi insieme a Facebook e Meta.